Il mondo del rally è in apprensione per le condizioni di Tiziano Siviero, vittima di un grave incidente stradale accaduto nella serata di ieri all'Isola d'Elba. Siviero, 64enne, 2 volte campione del mondo di rally al fianco di Miki Biasion nel 1988 e nel 1989, è attualmente ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Pisa, dove è giunto con l'elisoccorso e dove è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. Siviero, che da anni vive sull'isola d'Elba, ieri sera era alla guida del suo scooter lungo la provinciale Ovest tra Porto Azzurro e Portoferraio, quando, intorno alle 20, è avvenuto lo scontro con un'auto. Un impatto violentissimo, quasi frontale, che lo ha scaraventato a una decina di metri dal punto dell'impatto. Trasportato in un primo momento all'ospedale di Portoferraio, vista la gravità della situazione, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento al Cisanello di Pisa, dove è stato operato d'urgenza. Le condizioni di Tiziano Siviero sono ancora molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.